importante che il presidente Draghi abbia indicato come prioritaria la scuola. La CGIL accoglie positivamente le parole del premier incaricato che in questi giorni di consultazioni ha affrontato il tema parlando di importanti investimenti da fare nel campo dell'istruzione. Ma per il sindacato è fondamentale che il nuovo esecutivo risolva le tante problematiche legate alla scuola, a partire dalla carenza di personale docente. Migliaia quelli che mancano in Veneto, spiega Marco Moretti della FLC CGIL Treviso. Si rischia a Treviso nella Marca, ma nel Veneto, di trovarsi all'inizio dell'anno di avere le lezioni iniziate ma senza graduatorie da concorso, di concorsi effettuati, dal quale nominare e assumere il personale in materie importanti, matematica, lettere. E poi c'è il tema della sicurezza negli istituti, degli spazi a disposizione, tutte questioni che, sottolinea la CGIL, vanno risolte prima dell'avvio dell'anno scolastico 2021-2022. Vengano espletate tutte le procedure nelle modalità più urgenti e corrette per garantire la presenza, ovviamente, dal 1° settembre. Intanto già per l'anno scolastico in corso potrebbero esserci delle novità. Tra le ipotesi al vaglio del prossimo governo, quella di prolungare le lezioni per tutto il mese di giugno. Una possibilità che il sindacato non esclude, anche se, spiega Moretti, bisogna capire se la modifica del calendario avrà rilevanza per tutta la riorganizzazione scolastica. Serve, aggiunge, un tavolo con il nuovo ministro e i rappresentanti della scuola. Nel mese di giugno ci sono impegni non da poco, la chiusura degli esami di fine ciclo e quindi la difficoltà anche oggettiva di fare in modo che il docente sia in classe, con le classi ovviamente che devono frequentare, integrare la lezione, e ovviamente chi è occupato con gli esami.